Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite il magnifico rettore dell'Università di Padova, in chiusura del suo mandato, mancano ancora 3 mesi, però insomma stiamo facendo un bilancio di quello, stavamo parlando del fatto che l'Università ha avuto un utile e ci stava spiegando il motivo per cui ha avuto un utile. Senta, in tutto questo passaggio, adesso ritorno indietro, l'Università di Padova, di cui lei ne è stato il rettore in questi anni, nei tempi non sospetti era catalogata come una università, mi scusi il termine, un po' pericolosa politicamente, perché dicevano che a Padova sono nati tutte le varie parti politiche di destra, di sinistra, le guerriglie, il 68. Ecco, oggi l'università come si ritrova rispetto a quegli anni là, visto che lei ci ha vissuto da insegnante e ora da rettore? È cambiato o è sempre un posto dove bisogna avere un'attenzione particolare nei giovani perché è il futuro del mondo, il futuro di tutti? Secolo breve, come abbiamo chiamato il Novecento, è finito nella sua ricchezza ideale, nella sua esuberanza, ma anche nelle sue pericolosità politiche, come l'ha definita. Tali sono state da Toni Negri, insomma, più o meno la storia i dice racconti appunto degli anni 70 che i nostri studenti certamente neanche immaginano, ma in fondo la maggior parte ormai dei nostri colleghi che sono entrati negli ultimi 20 anni lo leggono come storia. Adesso è cambiato il panorama politico nazionale, quindi conseguentemente è cambiato anche l'impatto sull'università. Credo che l'università resti un luogo di grande fermento, vivacità, pensiero, libertà di pensiero, e questo è fondamentale ricordarlo. Ovviamente senza i tumulti degli anni 70, degli anni 80, quindi è cambiato il momento storico e quindi è cambiato anche dentro l'università, ma non è cambiata l'idea che l'università è ricchezza di idee, ricchezza e diversità di idee. Però questo, diversità di valori. mi scusi, è cambiato perché se ne parla di più. Faccio un esempio, nel 70 non c'era un dibattito politico come c'è oggi, anche nelle televisioni, nei social e tant'altro. È cambiato per merito di questo, secondo lei, mentre una volta non c'era e ovviamente è nato quel che è nato, l'università oggi ha un altro modo di confrontarsi con gli studenti, con i ragazzi? No, allora, i ragazzi sono molto vivaci da questo punto di vista, hanno un senso della comunità, del progetto futuro molto forte. Io non credo che da questo punto di vista i ragazzi siano meno disattenti alla società e al progetto di futuro. È cambiato il modo di proporsi, se lei pensa la divisione in blocchi, i contrasti politici violenti che hanno caratterizzato il secondo dopoguerra in Italia, oggi non ci sono più, non ci sono a Padova, non ci sono da nessuna parte. Le modalità del confronto, le sedi del confronto, ma anche il tono del confronto sono molto diverse, anche l'ideologizzazione dello scontro. Una volta c'era una divisione molto rigida, molto dura. Ecco, questa riduzione della rigidità, come stai dicendo lei, proprio in virtù che se ne parla di più e tra ragazzi ne parlano di più, cioè il confronto di questo ha permesso che si riducesse quella violenza, uso questo termine, che c'era nel 70? Ma io credo che l'abitudine al confronto democratico, l'abitudine al confronto della pace, l'idea della pace, del rispetto dell'altro, di chi ha un'opinione diversa dalla tua, viene metabolizzata. Non posso non associarlo al fatto che noi viviamo ormai da 70 anni in pace e secondo me questo ormai è stato metabolizzato da parte di tutti, ti confronti, litighi, esponi progetti di società completamente diverse, non è cambiata la diversità delle idee all'interno della società, ma è stato metabolizzato che il confronto è un confronto democratico, è un confronto diverso. Senta Rizzuto, il rettore, più bello rettore, magnifico rettore,
Mi spiego un po' la laurea di 3 anni, le spiego perché un ingegnere in 3 anni può diventare ingegnere in 3 anni. Cioè, un professore della sua università ha detto una volta per costruire un ponte ci volevano tanti studi, adesso con i nuovi laureati cade anche un po' giolo, mi hanno detto una volta, era ovviamente una provocazione, però uno può laurearsi in 3 anni o è un interesse dell'università far succedere che arrivino queste lauree in così breve tempo? Allora, ci sono 2 motivi per avere la laurea triennale. Il primo è che alcune professionalità possono essere costruite in 3 anni, quindi le lauree professionalizzanti. Lei è d'accordo sulla laurea in 3 anni? Io sono d'accordo, peraltro è un processo europeo di avere il bachelor, quindi una laurea più semplice e una laurea di specializzazione, il master, laurea magistrale più avanti. Quindi noi abbiamo uniformato il nostro sistema a quello che è il sistema formativo mondiale. Quindi, ma lei è d'accordo in questo? Io sono d'accordo. Però si chiamano dottore tutti e due, sia quello di 3 anni sia quello... Sì, dottore magistrale, insomma, ma l'importante è la sostanza che io posso avere una laurea triennale che diciamo basta da sola, in alcuni ambiti è così, perché dà una professionalità sufficiente a essere efficace sul mondo del lavoro, oppure mi dà una base che poi mi permette di specializzarmi molto. Facendo l'esempio che l'aveva fatto dell'ingegnere, una laurea triennale più generale, parliamo in ingegneria, e dopo specializzarmi energia, informazione, in settori che siano molto definiti, che mi permettano di essere comunque un ingegnere, un economista, un agrario, ma con un percorso che è un percorso più modulare, non rigido, quindi un percorso che dice io ho costruisco una piramide, prima la base solida, perché sennò cade tutto, e poi sopra ci metto la professionalità esattamente quella che mi serve. Non è, capisco, io faccio la provoco, e non è che terminata la prima fase uno dice beh sono dottore, sono laureato, finisco qui, non studio più. Ripeto, in alcuni ambiti perché molti hanno fatto così e molti poi anche si riempiono la bocca e dicono io ho fatto una laurea, quanto ci arrivato in 3 anni e sono ingegnere, insomma, faccio l'esempio di ingegneri via discorrendo, però non so se hai capito il concetto della domanda. Ricordiamoci che questo anche ci permette di non disperdere energie, perché io mi sono laureato nei tempi in cui era 5 anni o 6 anni, non si scappava, e ricordiamoci quanti ragazzi si sono persi in questo percorso perché non sono arrivati alla fine dei 5 anni o alla fine dei 6 anni. Il fatto di avere una prima acquisizione di competenze certificata, completa nella sua organizzazione, ci permette di avere comunque un'acquisizione di una competenza scientifico-culturale completa. È chiaro che per alcune professioni, per alcune applicazioni questo può essere sufficiente, quindi può non esserci. Per molti altri, ricordiamoci che la maggior parte dei nostri laureati triennali poi procede alla magistrale, quindi il sistema poi... è vero, e anzi sono anche più orgogliosi. Sono più orgogliosi. Parlando con loro, quelli che hanno fatto la magistrale ovviamente sono più orgogliosi, ma voi avete fatto i 3 anni, siete un po' di seconda classe, uso questo termine magari così per far comprendere a tutti i nostri telespettatori. No, ma poi aiuta ad avere un percorso formativo che è assolutamente adatto agli obiettivi che un ragazzo si pone. No, le ho fatto questa domanda perché non riuscivo a capire il perché di questa laurea, e adesso lei mi ha chiarito un attimino, perché c'è uno che deve lavorare, deve studiare, deve impegnarsi, adesso nel ridurre lo studio e nel farlo diventare comunque dottore, intendo dire, insomma, da lì a poi metterlo in pratica ce ne vuole, dunque un ingegnere, ho fatto l'esempio dell'ingegneria perché mi sembra quello più vicino al ragionamento che stavamo facendo. Senta, nell'Università di Padova ci sono praticamente quasi 60.000 iscritti, ho una data qui, ci sono, tanto per dare i dati, 31.000, anche qui comandano le femmine, 31.535 femmine e 28.172 maschi. E l'unica che io pensavo qui a Padova fosse praticamente quella che aveva più iscritti, pensavo fosse medicina, trovo invece che è ingegneria con quasi 14.000 iscritti, poi segue appunto la medicina con quasi 8.600, sociologia 5.600,
2.900, medicina veterinaria 3.000, però non pensavo che addirittura giurisprudenza è quella che ne ha quasi meno di tutti, perché diventare avvocati ormai ha visto che non è più utile, sono 3.000, poco più di 3.000, e non pensavo che ingegneria avesse più di medicina, pensavo che Padova fosse la facoltà di medicina che avesse più iscritti, invece non è così. No, tenga presente che medicina ha un numero programmato nazionale, quindi il numero di medici che possiamo iscrivere è determinato a livello nazionale, quindi medicina ha una richiesta altissima di ingresso, il rapporto tra domande e accettati è 7-1 a livello nazionale, qualcosa di più nella nostra università, che è molto ambita. Quindi i numeri degli iscritti non rispecchiano le aspettative e le richieste degli studenti. Ingegneria è a numero aperto invece, con l'eccezione di ingegneria dell'informazione. Le do un dato, mi scusi, do un dato ai nostri telespettatori che la conoscono. In ingegneria ci sono, pensi, 2.983 donne e ci sono quasi 11.000 maschi. Se io guardo invece scienze umane, sociali e del patrimonio culturale, ci sono quasi 9.000 femmine e 3.000 maschi. Guarda la diversità delle facoltà tra donne e uomini in iscrizione, cioè davvero incredibile. Mentre nella medicina ci sono più donne, 5.500, rispetto ai maschi che sono 3.000 più o meno, insomma. Sì, ma guardi la tendenza. Allora, se lei guarda il numero... E mi corregga se dico qualche ma sono probabilmente gli stessi numeri simili a quelli di quando studiavo io. Le donne andavano a lettere e gli uomini andavano a ingegneria. Ecco, ma poi ovviamente ho fatto questa premessa, mi scusi direttore, poi per fare la domanda le dico, in tutto questo lo Stato chi dovrebbe fare? Non potrebbe fare una programmazione? Oggi in Italia mi servono più ingegneri, ho posti per più ingegneri in una programmazione a lungo termine di 3-5 anni, mi servono più medici e ho tanti... Ecco, non è che ci sia un po' di confusione in questo, oppure, mi scusi, non c'è una programmazione adeguata in questo? Allora, oppure sto sbagliando io nel fare la domanda? Per quanto riguarda le programmazioni nazionali, non c'è dubbio che noi dobbiamo, anzi dovevamo in tempo programmare gli ingressi, perché le richieste di medici erano prevedibili, sapevamo l'età media dei medici in servizio, sapevamo quando sarebbero andati in pensione, quindi oggi ci troviamo a gestire un mancato allargamento dell'ingresso, ma non di adesso, di 10 anni fa, perché ricordiamoci che i medici che entrano sul mercato del lavoro oggi sono medici che hanno superato 11 anni, 6 di laurea e 5 di specialità, quindi, e io credo che ormai questa cultura della programmazione c'è e quindi i numeri sono programmati adeguatamente. I tempi di realizzazione sono i tempi della laurea, quindi quando adesso noi abbiamo aumentato da 320 a quasi 500 le matricole di medicina, prima di vedere che questi diventano tanti più medici nel mondo del lavoro, dobbiamo attendere che il percorso formativo si completi. Per quanto riguarda invece dove non ci sono i numeri programmati, e lei ha citato l'ingegneria, il compito è nostro e noi con impegno e fatica, io ringrazio le nostre ingegnerie perché hanno avuto un aumento di iscrizioni grandissimo e sa, quando tu hai tanti iscritti in più, tu puoi risolverlo dicendo metto qualche sedia in più in aula, oppure tu programmi un percorso formativo con i laboratori, con le aule informatiche, con le aule adeguate, per cui avendo un aumento di ingresso tu garantisci una qualità di formazione molto alta e questo è stato fatto. Noi adesso quei numeri che ha visto sono cresciuti secondo una tendenza che ormai negli ultimi 10 anni ha continuato a far crescere e la cosa io credo particolarmente importante è che trovano lavoro tutti.
Vabbè, oggi poi anche, addirittura dopo questa pandemia ci sono molti che ci richiedono fare pubblicità perché non troviamo uomini sia sotto un profilo da cameriere a cuoco, in fabbrica, insomma. Senta, le chiedo a lei perché l'ho vissuto direttamente, poi ovviamente parliamo anche dell'ospedale di Padova e di tant'altro, di pediatria. Questa pandemia a un certo punto, semplifico, lo Stato dice riduciamo i costi per la sanità, riduciamo questo, riduciamo quell'altro, poi ti accorgi che la salute è la cosa più importante, anche i grandi politici se ne sono accorti che la salute è la cosa più importante del mondo e dicono bisogna rifare tutto di nuovo, bisogna rifare medici, bisogna riprendere i pensionati, una confusione che non le dico è una preparazione davvero da 100 anni fa. Ecco, questa pandemia ha fatto capire davvero sotto un profilo di cultura sanitaria che è la prima cosa più importante o secondo lei passerà anche questo, poi sono più importanti i soldi? Ho semplificato una domanda banale, va bene? Io non so se... semplificando la risposta, non si risparmia in sanità, non si risparmia in scienza. Così è stato fatto perché allora, investire e spendere in sanità è una tutela di tutti noi. Io credo che noi abbiamo retto come sistema perché il sistema sanitario universale che garantisce qualunque cittadino ha permesso una risposta che è stata una risposta di sistema, una risposta che ha garantito ogni cittadino, in qualunque cittadina si trovasse e con grande efficacia. Però ci ha insegnato una cosa, che quando si immagina che la sanità costa molto, soprattutto la sanità garantita a tutti i cittadini con i soldi dello Stato, significa una spesa molto grande. Le regioni, la prima spesa che hanno è la spesa per la sanità. È chiaro che quando uno deve far quadrare un bilancio, lei diceva prima, un amministratore ha un bilancio davanti e tu vedi la grande spesa e dice, beh, allora dov'è che io riesco ad avere un risparmio significativo? Sulla grande spesa, non sulla piccola spesa. E quindi la razionalizzazione si avvicina sempre più all'idea di ridurre il costo e invece questo non va fatto e io credo che noi abbiamo mantenuto come sistema paese, sicuramente come sistema veneto, un investimento importante sulla sanità e noi abbiamo degli ospedali che funzionano, noi abbiamo un sistema sanitario territoriale che funziona. È arrivato uno shock che mai ci saremmo immaginati, abbiamo potuto rispondere perché le fondamenta erano solide, perché si è potuto rispondere in maniera efficace. Dopodiché io prendo la seconda parte della domanda, guardando avanti che cosa dobbiamo trarre? Io credo che la pandemia passerà. Io sono ottimista che nella forma drammatica che abbiamo vissuto con l'anno prossimo non la rincontreremo, saremo vaccinati in larghissima scala, che vuol dire che abbiamo una memoria immunologica di questo virus e quindi non ci prenderà più impreparati come organismo, ma avremo una risposta e quindi tornerà probabilmente sotto forma di malattia respiratoria, ma non di questa malattia drammatica che abbiamo avuto. Però io credo che il tema dell'investimento in sanità e di renderci conto che la sanità è sempre più esigente, questa volta è stata esigente perché dovevamo affrontare una sfida inattesa, ma domani avremo le cure personalizzate, la cura che faranno a lei, la cura che faranno a me, sarà una cura diversa perché abbiamo imparato a conoscere a livello molecolare come ha fatto lei, come sono fatto io e troveremo dei farmaci mirati al singolo paziente. Questo ha un costo e noi questo costo dobbiamo decidere, lo accettiamo o no? Io credo che la risposta sia sì, dobbiamo accettarlo
e dobbiamo investire bene sulla scienza e sulla sanità. Io credo che il popolo italiano ovviamente accetterà il costo, è la politica che li deve spendere bene poi quel costo che gli italiani hanno accettato di sborsare per la sanità, e su questo mi permetto qualche dubbio, però il tempo è galantuomo. Accettare il costo vuol dire anche accettare il fatto che le tasse servono. Quindi... Sì, è un discorso più ampio qui che se ne usciamo è più complicato, però sarebbe bello affrontarlo, però il tempo è tiranno. E senta, prima della pubblicità, una cosa le chiedo, lei è il magnifico rettore dell'università e dall'università sono usciti ovviamente tutti i luminari che hanno parlato di questa pandemia. Inizialmente ci ha capito un pochetto tutti, insomma, no? E hanno fatto un po' di confusione e continuano a fare un po' di confusione in generale, non l'Università di Padova, però in generale. Non è che parla uno a nome di tutti e dica agli italiani è così, è pomì, invece che dire 1000 versioni e creare panico fra la gente, come succede tuttora per via di queste varianti e via discorrendo. Ha perfettamente ragione. Allora, tutti noi di fronte dobbiamo comportarci da scienziati galileiani. Perfetto. Galileo ci ha insegnato che tu devi avere un dato sperimentale, tu hai un'ipotesi e l'ipotesi non è un'ipotesi campata in aria, ma è un'ipotesi basata su quello che sappiamo fino adesso. Una volta che tu esprimi la tua ipotesi, poi devi confrontarti col dato sperimentale. Il dato sperimentale molto spesso ci smentisce. Io, nella massima onestà intellettuale e capacità scientifica, prevedo una cosa e l'esperimento mi dice un'altra cosa. E allora, con umiltà, devi rifocalizzare, accettare di questo virus, che è un virus veramente subdolo, che ci ha smentito in almeno 3 assunzioni molto ragionevoli che avevamo sulla base degli altri virus, e dire non mi innamoro dell'idea, ma progressivamente io modifico il mio consenso, la mia interpretazione in una direzione. E questo è il primo elemento, quindi forza e umiltà della scienza. La scienza è il nostro ancoraggio forte, però deve essere anche umile, dire guarda che poi la realtà ogni tanto mi smentisce. E la seconda è quello che dice che però siete anche un po' voi che amate le media star. Ha ragione anche lei, però guardi qui dove è seduto lei, si sono seduti 3 più importanti in Italia, le dico la verità qui. E inizialmente mi hanno detto le registrazioni non arriverà mai in Italia, non serve l'uso della mascherina, è un raffreddore, poi tant'altro hanno aggravato, poi hanno ridotto. Ecco, io dico ovviamente giustificabili perché era un virus conosciuto. Però se parla uno anche oggi con queste varianti che arrivano a Padova, oggi proprio ci sono i casi di ragazzi giovani al mare, insomma, ne parla uno e dice è così, è pomì, dà più tranquillità oppure dà più preoccupazione, ma uno invece qui ognuno, e ovviamente sono tutti professori, quasi tutti professori universitari, di cui lei ne è il rettore. Guardi, su qualunque argomento, allora, in ambito scientifico la diversità di interpretazione è la regola ed è sana, perché vuol dire che ognuno elabora un pensiero e poi sarà la prova sperimentale che ci dice questo è vero e questo è falso. Quindi va benissimo che ci siano idee diverse. Laddove vi è un grande impatto sulla salute è fondamentale che i migliori scienziati, non i più loquaci, i migliori scienziati, quindi quelli che della comunità scientifica sono riconosciuti, anche noi siamo in grado di dire chi è il goleador più efficace degli europei. Sì, è più facile però questo. Ma non basta, è poi così. Basta vedere qual è, insomma, i 2 o 3, non ne sbaglio molti. Insomma. Poi sbaglia il rigore magari. Sì, vabbè, li sbaglia il rigore, però lì indovino, stia pur tranquillo che li indovino. Beh, mi creda che la comunità scientifica sa bene quali sono gli scienziati più... Ma io lo so, E questi fanno un consensus paper, un lavoro in cui dicono questo
è quello su cui concordiamo. D'accordo. E quello deve essere la regola. E io sono d'accordo con lei. Aggiungo che, mentre nel ragionamento che l'ho fatto prima, li giustifico nell'anno scorso, cioè quando è iniziata questa pandemia, quando questo virus era sconosciuto, quindi giustifico anche qualche errore che è una cosa naturale avvenga, oggi non lo giustifico più dopo un anno e mezzo di pandemia, di morti, di tutto quello che è successo, non lo giustifico più. Ecco, mentre nel tempo precedente a quest'anno riuscivo a capire, oggi non riesco a capire, mi piacerebbe che ci fosse più chiarezza. Invece noto che... Io credo che la strada sia quella dei consensus paper, quindi di avere, poi soprattutto quando progressivamente l'interesse dei media un pochino si ridurrà, riportarle alle regole della scienza. Lo sa, prima della pubblicità le faccio una battuta perché faccio questa... oggi leggevo, non mi ricordo, ieri leggevo su un giornale, su qualche articolo, non ricordo bene, che addirittura c'è la possibilità che anche quelli vaccinati abbiano la possibilità di prenderlo in maniera, dicevano inizialmente lo può prendere, però non viene ospedalizzato, non viene... E c'è anche questa possibilità con le nuove varianti. Io non lo so, se magari me lo dicono, guarda, tu sei stato vaccinato col vaccino perfetto, hai fatto le 2 dosi, è passato il tempo, se ti succede questo non potrai essere, non sarai grave se prendi il virus. Ieri leggevo che potrei essere anche grave, quindi non riesco a capire, qualcuno me lo spiegherà prima o dopo. Io non sono un luminare, quindi non lo so. Ecco il motivo per cui dico ci vorrebbe chiarezza, solo per dare tranquillità al cittadino. Ripeto, secondo me, se con grande onestà intellettuale, di fronte all'ignoto, perché noi che cosa succede ai vaccinati con le varianti non lo sappiamo, perché non abbiamo i vaccinati e non abbiamo le varianti, quindi ce ne accorgeremo quando avremo i dati su entrambi. Se basandosi sul confronto con quello che sappiamo per esempio di altri virus, questo virus tra l'altro molto spesso ci ha smentito su questo confronto, però insomma è il dato migliore che abbiamo a disposizione. Non abbiamo altri. Non abbiamo altri. Ragionevolmente diciamo che quando arriva la grande mutazione dell'influenza, la pandemia influenzale, poi continuiamo ad avere le mutazioni e ogni anno noi ci prendiamo l'influenza fino a quando non arriva il nuovo vaccino. Beh, questa non è gravissima come la spagnola. Allora, se ragioniamo per analogia, quello che le hanno detto è molto ragionevole, certo. Quindi se lei è vaccinato le arriverà un virus che il suo sistema immunitario riconosce ma non benissimo, quindi avrà una forma... Però visto quest'anno meno influenze, meno raffreddori, visto con la mascherina... Meno infezioni ospedaliere. Meno infezioni ospedaliere, che coincidenza, vabbè. Andiamo in pubblicità tra poco.